Abbiamo importato oltre alle mafie anche il metodo mafioso che è esattamente questo, cioè le minacce agli organi di stampa e ai giornalisti con nome e cognome vengono fatte dagli avvocati dei mafiosi e non era mai successo questo nel Veneto. Il Io nome non del discuto giornalista sul del fatto che Gazzettino un Maurizio avvocato Dianese, difensore presidente del dica Centro che è di tutta colpa della documentazione e stampa, inchiesta succede sulla sempre, criminalità organizzata del che è Veneto, è stato un'invenzione. citato dagli avvocati di Luciano Donadio, che in aula bunker a Mestre hanno tentato di smontare la ricostruzione della pubblica accusa che la scorsa settimana ha chiesto 30 anni di reclusione per l'uomo accusato di essere stato a capo di un'organizzazione di stampo mafioso operante nel Veneto orientale per 20 anni. Nella loro arringa i legali hanno attaccato la stampa senza giri di parole, definendola morbosa. Si è messo in moto un circolo vizioso, hanno detto. La mafia a Eraclea c'è perché lo dice il giornalista. Io non discuto sul fatto che un avvocato difensore dica che è tutta colpa della stampa, succede sempre, che è un'invenzione, ma è un'invenzione che è stata certificata da 3 sentenze, compresa la sentenza della Cassazione, che dice che a Eraclea c'è la mafia. E siccome io per 20 anni ho scritto questo, sono preoccupato del fatto che gli avvocati difensori abbiano deciso di attaccarmi un bersaglio sulla schiena, cioè di indicarmi direttamente come il responsabile di quello che sta succedendo, come se il processo l'avessi fatto io. Ecco perché dico, abbiamo importato le mafie e purtroppo abbiamo importato anche questo meccanismo bruttissimo per cui si indica direttamente il nemico con nome e cognome. Non era mai successo prima e spero che non succeda mai più. Dianese, il primo a scrivere articoli sul clan Donadio oltre 10 anni fa, non è stato l'unico nome citato dai legali. Ci sono anche l'ex prefetto Zappalorto, definito paladino antimafioso, forse in cerca di visibilità, e parlamentari come l'ex deputato PD Pellicani. Un attacco alla stampa che arriva proprio nel giorno in cui i giornalisti hanno manifestato a Venezia. Io ho fatto il mio mestiere che è quello di informare i cittadini che c'è un pericolo nella zona del Veneto orientale. Il pericolo è concreto, prima con la banda di Felice Maniero, adesso con l'inserimento dei casalesi e addirittura è arrivata l''ndrangheta e mi si accusa di fare il mio mestiere. Sono preoccupato per questo sistema degli avvocati difensori che credono che non incida assolutamente nella vita di una persona, nel caso specifico della mia, credono che non incida per nulla, invece sono molto preoccupato.